7 aprile verso l'una, diremo di sentarsi a tavola e in quell'occasione si mangiava una bella gallina lissa, mi ricordo, l'aveva preparata, una gallina lissa, mia mamma. Quando che abbiamo sentito l'allarme e naturalmente siamo scampati. Da piazza Bersaglio, ora piazza Giustiniani, no? Era una locanda mia mamma, che si chiamava? Locanda, sì, adesso non mi ricordo, ce l'aveva il nome. Mi ricordo, perché mi ero, cosa che avevo? Chiuse le classi? 1926. E subito appena fuori dai porte di casa era un rifugio che abbiamo evitato. Subito là in piazza Giustiniani. Attuale piazza Giustiniani, chiamata allora piazza Bersaglio. Perché lo avevi evitato? Evitavo che non avevamo fiducia ad andare sotto questo rifugio. E infatti è molto tanta gente. Anche la cameriera che aveva una donna cameriera. Era io, sua mamma, mia mamma e mia sorella. Fratelli? No, mia mamma e mia sorella, mio papà era morto nel 40. Evitare il rifugio di piazza Bersaglio, allora chiamato così, e siamo andati verso la Riviera Margherita. E là era un altro rifugio. Rifugio Riviera Margherita, non mi ricordo come si chiamava. Dove era? C'era attraversare il Ponte Seo che adesso è il Sile. Onigo, passerella Onigo cosiddetto. Passerella Onigo. Passare che passerella, dove adesso che cosa devi? Colli, via di colli. Là tra il Sile e non so cosa era una stradea. In questa stradea io avevo costruito un rifugio. Pensa come era? Il rifugio, la stradea era ricoperta di cemento alto. È fatto come un tunnel, no? Come un tunnel. Ma per aria così insomma, no? Sì. O scava sotto? No, per aria. Un tunnel, no, è quello. E ora là mi volevano dentro, perché subito dopo, quasi subito dopo l'allarme, abbiamo sentito arrivare gli aerei. Mi pare che gli aerei che era all'aeroporto qua, scappava via. E c'era venuto avanti dei caccia, che conta era che cominciava a sparare e veniva su schizzi, dei proiettili, no? Che esplodevano, veniva su. Allora mi volevo andare dentro questo rifugio o no? Mia mamma, no, avevo su, e andiamo avanti, mia mamma, e siamo andati avanti. E siamo arrivati in via dove c'è il Canossiane, Porta Manzoni, che è un garage ancora, Canton, mi pare. E quando siamo arrivati là, abbiamo sentito questi aerei che venivano avanti, la roba assordante, e che abbiamo guardato per aria e infatti venivano avanti in formazione compatta, questi bombardieri, no? E anche cominciamo a usare le prime bombe, no? Le prime bombe, sì, e anche le ultime è stata una ripetizione dei scopi, no? Da San Francesco intorno, no? E anche risparmiando che erano Muniati. Ma subito da Rio e si è venuto dappertutto quel giorno là, perché stavamo abbandonati al tappeto praticamente, no? Perché cominciava da Sant'Antonino e veniva avanti e tutto il Treviso, e ho fatto piazza pulita. Passava questa buridana qua, mi lasciava mia mamma là e sono andato verso il Treviso per vedere come era la situazione, no? La situazione era quella che era, no? Era un casino, grave più, crollava, case, le strade piene di macerie, morti, gente che si lava, una boggia, no? E io non avevo paura, cioè che ma niente, se usa io non sempre. C'è imprudenza, non so cosa, sempre nei momenti più. Immagina, un bombardamento del genere, una distruzione era quasi totale, diciamo, no, Treviso, non era un angolo. Tu trovi delle case risparmiate, subito dopo macerie, morti, di tutto. E sono arrivato fin quasi a casa, perché ho visto che poteva mia sorella tornare anche alle ore, sono tornato io, sono a Tolle, e lo portai, sono arrivato a casa mia. Casa mia era in piedi, però era tutta squassata, no? Per non vedere in piedi. Era sì, prima scale in piedi. E dopo i muri interni era tutto crollato. E si affidavano dentro ora? Sì, siamo andati dentro e subito mi sono fuori a aiutare a tirare fuori qui che si lava perché sotto bombardamento e tutti si avevano da fare. No? E infatti la prima roba che ho visto è stata la donna
che avevamo là, le pulizie che aiutavano la mamma, insomma, no? Che era morta all'ingresso del rifugio, che era schinciata, dalla volta del rifugio del cemento, no? Perché bastava che stoppasse una bomba a 10 metri il rifugio non aveva ragione, no? Perché gli faceva i rifugi, era fatti, e a scavare, no, tutto sottoterra, al 50% era sottoterra, 70, e dopo faceva una cupola del cemento, naturalmente cascando una bomba anche a 10 metri, il spostamento faceva crollare tutto, no? Infatti la maggior parte dei rifugi tutti crollati in questa maniera qua, a Treviso. E mi scominciava che mi dice che ero da una mano, raspare e tira fuori qui che erano ancora vivi, no? E infatti da quel rifugio là mi tira fuori la signora Monti, quella dell'albergo bolognese, che aveva c'era in braccio, e lo salvava quella lì. E appena tira fuori lei, viene a chiamarmi, e era i fascisti, che era venuto in casa mia, e era a casa mia, ma mi ero a pochi metri da casa, no? Il rifugio è stato neanche a 10 metri. A me casa combinazione c'è angolo, no? Con la piazza, e dopo era il rifugio. E mi ha chiamato, e come sono arrivato a casa, mi ha brincato, mi ha portato su al primo piano, le uniche scale che era in piedi, e mi ha buttato un altro spentone e io a farmi la festa, se non che in quel momento gli arrivava un sottufficiale lì, scivando che sto qua, che è di occuparmi, e perché la usare il mitra, bene che ballava mia tanto, e ha detto, ma devo portare in caserma, insomma, mi ha portato in caserma. Mia mamma e mia sorella. Io lo conosco io, da dove eri? E non so, era la compagnia della morte che chiamava, era una squadraccia che aveva a sede vicino in piazza Santa Maria del Role. Come chiamavi? Piazza? Dove c'è il caserme? Piazza quella, dopo piazza Santo Mare, sì, Santo Mare, piazza Santa Maria del Role. Non era Role, non era Role, sopra una strada che aveva sede. Questa compagnia della morte? Sti qua, compagnia della morte. Aveva un altro nome, ma arrivate che chiamai compagnia della morte? No, chiamava lui compagnia della morte, perché aveva come stemma a morte. Qua, cazzo, era cattivi.